Buongiorno e buona domenica, oggi è il 22 marzo 2026. Il sole sorge alle 6.09 e tramonta alle 18.24, la luna si leva alle 7.25 e cala alle 22.51. Oggi si celebra Santa Lea. Il nome Lea deriva dal latino e significa leonessa ed è anche il nome di una divinità hawaiana e, in altre tradizioni, assume il significato di gioia o piacere. Oggi 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, questa ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza vitale delle risorse idriche. L'obiettivo è infatti quello di promuovere una gestione sostenibile dell'acqua, ridurre gli sprechi e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sulla disponibilità di questo bene primario. Oggi è il compleanno di Fausto Bertinotti, che compie 86 anni. Protagonista storico della politica e del sindacalismo italiano, è stato segretario di Rifondazione Comunista e ha ricoperto la carica di presidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008. Si è distinto per la sua passione civile e la difesa dei diritti dei lavoratori. Oggi festeggiamo gli 83 anni di una leggenda della musica, George Benson. Considerato uno dei più grandi chitarristi della storia, è anche un cantante eccezionale, capace di spaziare dal jazz soul e al pop. Vincitore di ben 10 Grammy Awards, ha regalato al mondo successi immortali come Give Me the Night. Giulia Bongiorno compie oggi 60 anni, la nota avvocata penalista tra le più celebri d'Italia, che ha difeso personaggi illustri in casi di risonanza nazionale. Attiva anche in politica, ha ricoperto il ruolo di ministro per la pubblica amministrazione e si è spesa molto per la tutela delle donne con l'associazione Doppia Difesa. La sindrome della mucca pazza scuote l'Europa nel 1996. Il 22 marzo di quell'anno l'Italia vietò l'importazione di carne bovina dalla Gran Bretagna a causa dell'epidemia di BSE. Fu un periodo di grande allarme per la salute pubblica che portò ad un radicale cambiamento nelle normative sulla sicurezza alimentare e sui controlli delle farine animali in tutta l'Unione Europea. I britannici prendono molto sul serio la tradizione del tè. Proprio da questa abitudine nasce il modo di dire not my cup of tea. Non si traduce letteralmente con non è la mia tazza di tè, ma significa non mi interessa, non mi importa. Si usa per indicare con garbo che qualcosa non rientra nei propri gusti personali. Indira Gandhi è stata una delle figure politiche più influenti del XX secolo. Seguendo le orme del padre Nehru, divenne il primo ministro dell'India nel 1966. Nota per il suo carisma e la sua determinazione, guidò il paese attraverso riforme economiche e successi diplomatici, segnando profondamente la storia dell'India moderna. Oggi vi presentiamo Anna Piaggi, un'icona assoluta della moda italiana. Celebre per i suoi capelli blu e il suo stile eclettico, Anna è stata una giornalista visionaria per Vogue. Ha inventato il concetto di vintage, mescolando capi storici e contemporanei con un'ironia senza pari. È stata, di fatto, la prima vera influencer della moda, ispirando stilisti del calibro di Karl Lagerfeld con la sua libertà creativa e il suo spirito ribelle. E ci salutiamo anche oggi con la nostra affezionatissima frase del giorno. La vita è come un eco. Se non ti piace quello che rimanda, devi scambiare il messaggio che invii. Anche il nostro appuntamento di oggi è giunto al termine. Mi raccomando, continuate a seguirci per scoprire nuove curiosità, sempre qui con l'Almanacco. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani per iniziare assieme una nuova settimana. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Jaire.